Lui capisce che quell'albero della vita mette insieme quasi tutto quello che ha visto in giro per il mondo. I fringuelli, tanto per essere chiaro, in modo molto divulgativo, e sono un albero, no? Perché un vecchio colono antenato comune venuto dal Sud America è arrivato sulla prima isola, antenato comune. Poi dalla prima isola una piccola popolazione si sposta su un'altra, poi su un'altra, poi su un'altra. Se mettete tutto questo in uno schema è un fusto dell'albero e poi i ramoscelli con tutte le specie, da 1 a 13, in realtà sono 14 poi abbiamo scoperto. Quindi c'è l'antenato comune, la speciazione, l'importanza della geografia, del tempo, tutte queste conquiste fondamentali che spiegano il meccanismo evoluzionistico darwiniano, come si chiama ancora adesso. Poi però, e qua sta il punto, lui non è soddisfatto ed è in questa insoddisfazione che si nasconde un po' tutta la questione. Lo diceva sempre Enrico Bellone, un grande storico della scienza, purtroppo morto l'anno scorso, diceva sempre il marchio di fabbrica dei grandi scienziati che hanno fatto le grandi rivoluzioni scientifiche è l'irrequietezza, il fatto che non si accontentavano mai, che c'era sempre un altro perché dopo l'ultimo perché al quale avevano risposto, no? Galileo è un esempio classico di questo, e anche Darwin è un esempio classico di questo, l'inquietudine, l'irrequietezza, l'insoddisfazione permanente. E lui infatti appena arrivato all'albero è molto contento, dice ah fantastico, adesso ho capito tutto quello che ho visto in giro per il mondo, è l'albero della vita, tutte le specie, tutti gli organismi viventi sono imparentati tra di loro. E sta zitto però, tutta roba segreta questa, tutta messa in un cassetto, non lo dice neanche alla moglie, tanto per intenderci, tutte cose sue. Però non è ancora contento e comincia a dire, però adesso che ho scoperto questo, devo trovare la legge che ha prodotto questo schema, devo trovare la spiegazione. Non mi basta la descrizione, devo spiegare anche cosa è successo. E lo dice con una metafora, dice devo trovare la linfa che ha alimentato questo albero. E inizia a cercarla. Sta cercando la spiegazione, sta cercando ma cosa c'è dietro questo albero, qual è il motore, il meccanismo che produce questo bellissimo albero della vita. Adesso non voglio farla lunga, lavora ancora 1 anno circa, 1 anno e mezzo, lavora con gli allevatori e quindi capisce il concetto di selezione artificiale, inizia tutto un altro percorso di ricerca che dopo 1 anno e mezzo lo porta a fare la scoperta della selezione naturale. Legge Malthus, l'estate successiva, il demografo economista che aveva teorizzato la lotta per la sopravvivenza come meccanismo regolativo delle popolazioni umane, lui capisce che è una buona metafora da applicare anche alla natura, mette insieme tutti i pezzi e nel settembre del 38, l'anno dopo, in una pagina di taccuini c'è scritta questa cosa. Dice, l'albero della vita, ho capito come è nato, ho capito qual è il motore, si chiama selezione lo chiamo selezione naturale e lo spiega. Riproduzione, variazione, ereditarietà delle variabili, delle varianti, lotta per la sopravvivenza, eccetera, eccetera. Quindi nel 1938 lui ha in mano la descrizione e la spiegazione, ha in mano praticamente il nocciolo teorico della spiegazione evoluzionistica. Ma non si accontenta ancora, ed è questo il punto fondamentale. Perché non si accontenta? Perché una volta che ha in mano la spiegazione, fa una cosa, ed è qui che sta la sua genialità, decide di applicare questa sua spiegazione a tutto il mondo vivente, inclusa la specie umana. E quindi fa 2 cose sostanzialmente. La prima è di rendersi conto che Homo sapiens, la nostra specie, è un ramoscello dell'albero della vita come tutti gli altri. Lo dice espressamente nei taccuini. Non c'è più nessuna eccezione. Homo sapiens è il frutto glorioso, ma accidentale a suo modo, di questo grande albero della vita e non fa eccezione. E la seconda cosa che scrive è ancora più importante. Dice, se ho capito bene, la selezione naturale è un meccanismo cieco, è un meccanismo che non ha direzione, che non ha progetto. È un meccanismo in cui le cose succedono date certe circostanze, cioè è figlia delle circostanze. E in effetti ha ragione. La selezione naturale è un meccanismo in cui ci sono delle variazioni che emergono, succedono, per loro ragioni. Queste variazioni producono delle differenze nelle capacità di sopravvivenza dei loro portatori in un certo ambiente, ma non necessariamente in un altro. È l'incontro di 2 logiche, quella della variazione e quella delle pressioni ambientali. Fuse insieme danno origine a questo meccanismo demografico, statistico, che si chiama selezione naturale, che lui chiama selezione naturale. Già altri
avevano coniato questo termine, ma lui lo usa in un contesto del tutto nuovo. Capisce, per farla breve, che, diciamolo adesso con un linguaggio moderno, che la selezione naturale è una spiegazione non finalistica, che non può includere al suo interno nessun tipo di direzione. La selezione naturale non è un agente che vede le cose, progetta le cose e ottiene un risultato ottimale. È un processo in cui succedono delle cose, delle circostanze, che portano degli effetti che sono contingenti, cioè sono dipendenti da un determinato contesto ambientale e di variazioni. Lui in Taccuini lo dice in vari modi, dice l'adattamento non è mai perfetto, è sempre incompleto, provvisorio. La selezione naturale fa quello che può, date certe circostanze. Quindi capisce l'aspetto non finalistico, non teleologico, diciamo noi oggi, del processo evolutivo su larga scala e si spaventa. Si spaventa, lo dice lui stesso, dice se le cose stanno così mette male. Perché mette male? Perché chiaramente questa è una visione chiaramente incompatibile con la teologia naturale, non con banalmente un pensiero religioso. Darwin non dice assolutamente questo, dice però che se noi interpretiamo la natura in chiave finalistica, questa spiegazione è in contraddizione con quel tipo di spiegazione. Lui lo dice, lo dirà in una lettera dopo, dirà la mia spiegazione non è la dimostrazione scientifica della non esistenza di un principio sovrannaturale. È qualcosa di meno, dice. È semplicemente la dimostrazione che non abbiamo bisogno di un principio finalistico sovrannaturale per spiegare quello che io voglio spiegare, cioè il modo con cui si trasformano le specie. Non ne ho bisogno per la mia spiegazione, non voglio dimostrare che sia scientificamente falso o non sto affermando quindi la sua non esistenza in linea di principio. Perché si spaventa? Perché questo lo abbiamo indagato molto proprio attraverso le lettere. Spesso si è detto, lo avrete sentito un sacco di volte, insomma, che lui aveva paura delle reazioni della gerarchia ecclesiastica anglicana, della Chiesa di Stato inglese, della Chiesa anglicana. Se voi andate a guardare tutte le sue lettere di quegli anni, vi rendete conto di una cosa forse molto più umana, anche più meschina, se volete, lui non è affatto preoccupato principalmente di questo, quasi mai. Lui veniva da una famiglia di liberi pensatori, di laici, profondamente laici, il padre, il nonno, Erasmus Darwin, che era un libertino, insomma non aveva questo tipo di complesso. Il motivo per cui lui sta zitto è perché ha paura della reazione dei suoi capi scientifici, dei suoi mentori, lo dice spesso nelle lettere, cioè lui ha paura di non essere appoggiato da quelli che contano nella comunità scientifica inglese e se ne accorge in vari momenti, perché lui nelle lettere fa una cosa strana, cioè una cosa molto umana, che potete immaginare anche voi. Immaginatevi di avere nel cassetto una rivoluzione scientifica e voi siete convinti che sia una rivoluzione scientifica, però avete paura a pubblicarla. Cosa fa Darwin? Nelle lettere ci prova, la butta lì per vedere l'effetto che fa. Ed è molto divertente seguire tutte le lettere, perché vedi che a un certo punto, quando lui comincia a fidarsi di uno dei suoi interlocutori, per esempio Joseph Hooker, grande botanico, che poi diventerà direttore dei Kew Gardens, vedi che nelle lettere comincia ogni tanto a buttargliela lì, dice, senti, sai che io stavo lavorando su sta cosa, sai che secondo me le specie forse non sono immutabili, e basta, e la butta lì. E cerca di capire la reazione dell'interlocutore, no? Che di solito è di quasi indifferenza, perché non capiscono di cosa sta parlando. Allora lui insiste, no? Ci mette su un carico ogni volta che c'è la lettera successiva. Ah, senti, sai che forse secondo me c'è la lotta per la sopravvivenza e forse... Cosa ne pensi? E a forza di provarci questi reagiscono, no? Alla fine, dicono, per esempio Hooker a un certo punto dice, guarda, non so, secondo me sei sulla strada sbagliata, però se sei così convinto di queste tue idee, pubblichiamo, parliamone. Scrivi un paper e lo presentiamo e ne discutiamo insieme. No, niente, lascia stare, ti farò sapere e le cose proseguono così. Gli anni passano, 20 anni sono tanti, e sono i 20 anni dai suoi 30 ai suoi 50, cioè i 20 anni più produttivi, fondamentali per la carriera di qualsiasi scienziato. Questo è bene ricordarselo sempre. Darwin ha fatto la stragrande maggioranza della sua carriera prima di essere noto come evoluzionista. L'origine delle specie lui la pubblica a 50 anni. Ha già vinto la medaglia d'oro della Royal Society per i suoi studi sui cirripedi, questi
piccoli crostacei marini, è già il segretario della Geological Society, ha fatto tutta la sua carriera prima. Quindi ricordiamocelo sempre, Darwin pubblica tardi solo quando è obbligato a farlo. E si spaventa 2 volte, perché negli anni 50 lui ormai è sempre più convinto delle sue idee e le racconta ormai nelle lettere in modo abbastanza compiuto. Le racconta al suo capo, che era Charles Lyell, grande padre della geologia inglese. Darwin, lo ricordo, è geologo, è di prima formazione, non naturalista. E Lyell è abbastanza impressionato, gli dice, ma insomma, interessante, parliamone, pubblichiamo. Però gli dice una cosa che non avrebbe dovuto dirgli, perché gli dice, guarda, però ti dico solo questo, se tu queste tue strane idee trasformazioniste, trasmutazioniste, le applicherai a tutte le specie che vuoi, va bene, io ti seguo, ti do retta, ne parliamo. Però guarda, bada bene che se le applichi alla specie umana, io lì non ti seguo, lì vai da solo, perché io non me la sento. Figurati, Darwin appena riceve questa lettera, lì decide proprio mai più, cioè non pubblicherò mai più le mie idee, e fa una cosa molto drammatica perché prende i taccuini, li mette in un cassetto e poi dirà al figlio che quelle sono opere da non pubblicare mai. E questo è il motivo per cui ci abbiamo messo un secolo prima di scoprirli, perché il figlio ha obbedito e non li ha mai inclusi nei testi ufficiali. Poi fa una sintesi di taccuini, fa una sintesi di 30 cartelle, la mette in un paper, lo chiude con un sigillo, ci mette, sotto il sigillo mette una lettera, e quando abbiamo scoperto questa lettera è impressionante perché è una lettera per la moglie che inizia così, dice, cara Emma, se stai leggendo questa lettera vuol dire che io non ci sono più. Quindi addirittura immagina che questa cosa avvenga solo quando lui è già morto. Scusami se non ti ho raccontato di queste mie ricerche, perdonami, io stavo lavorando a queste cose, non te l'ho detto perché non me la sono sentita, però adesso che non ci sono più, per favore pubblicale, e gli dà tutte le istruzioni. Il curatore deve essere il tizio, deve essere fatto così, quindi per darvi l'idea della drammaticità di questo suo travaglio, no? Che lo ha portato ad aspettare per 20 anni. E poi sapete, chiudo e poi dico solo 2 cose sulla parte scientifica, sapete come va a finire, perché è un mezzo, anche questa è una cosa un po' che sembra una pièce comica, ma in realtà è successo davvero, lui pubblica alla fine solo quando è obbligato, perché scopre che un naturalista molto più giovane di lui, molto tempo dopo, è arrivato alle sue stesse conclusioni, molto tempo dopo di lui. Anche questa è una storia interessante, perché lui, in modo molto opportunista, ha fatto solo quel viaggio e poi non ne ha fatti altri, è sempre rimasto nel Kent, no? A Down House per 40 anni, dal 42 all'82 quando muore. Però manda lettere in tutto il mondo e chiede la collaborazione di suoi colleghi naturalisti per farsi mandare i pezzi. E uno dei più bravi, dei suoi interlocutori più bravi, è un ragazzo giovane, di 14 anni più giovane di lui, un certo Alfred Wallace, che prima fa un bellissimo viaggio in Amazzonia, ma poi la nave affonda e perde tutto, riparte, va in Estremo Oriente e gli manda un sacco di roba, coleotteri, farfalle, di tutto. E lui è tutto contento, si scambiano un sacco di lettere. A un certo punto, nel 58, questo ragazzo, questo Wallace, gli manda una lettera dove c'è scritto, una lettera che si scriverebbe ancora adesso all'incirca come email, cioè chiarissimo maestro, perché Darwin era già notissimo, no? Era uno che contava nella comunità scientifica inglese nel 58. Dice, guardi, io sto ragionando su alcune mie idee riguardo ai rapporti tra le specie negli ambienti, la tiene sul vago, e non è che posso scrivere una sintesi e mandargliela. E Darwin, come si fa ancora adesso, dice sì, certo, me la mandi, la leggerò con piacere, ci mancherebbe, come si fa ancora adesso tra uno scienziato e un giovane, diciamo, alle prime armi. Però sto Wallace la scrive, questa sintesi, gliela manda, gli arriva nel giugno del 58 e quando Darwin la apre trasecola, proprio sviene, perché praticamente legge una sintesi in 15 cartelle della teoria evoluzionistica, con delle coincidenze pazzesche, perché anche Wallace aveva letto Malthus, indipendentemente, tutto molto tempo dopo, 20 anni dopo che Darwin l'aveva fatto, anche lui formula la selezione naturale, lotta per la sopravvivenza, è uno dei casi più strani nella storia della scienza di 2 persone che indipendentemente, in modo parallelo, sono arrivate praticamente a una teoria con un'architettura molto simile, non esattamente identica, ma molto, molto simile.